Amici, bentornati nel nostro salottino di Chiacchiere e Caffè, dove ci ha appena raggiunto il nostro nuovo ospite. Ve lo presento subito, lui è Franco Pasqualetti, vicepresidente ASCOM, che è Buongiorno, l'associazione dei commercianti, vero, della certo. provincia di Padova. Buongiorno, dottor Pasqualetti. Ho detto dottor Pasqualetti, va bene? O Franco, come Preferisco preferisci? Franco. Franco, allora buongiorno Franco, benvenuto nel nostro salottino. Sempre di campionaria 2011 parliamo, vero Franco? Sì, Perché l'Ascom ha un bellissimo padiglione, il Pala Ascom, Palasco, padiglione 8, 8, dove sempre dal 14 al 20 di 22. 22 maggio ho introdotto adesso proprio il tema della campionaria nella prima parte, parlando anche dell'Uruguay, questo paese meraviglioso. Non so se c'è mai stato, per inciso. No, non sono No, mai però è una stato. bella occasione, visto Sì, che ho belle dritte visto. che hanno dato, sono tutta emozionata all'idea di andarci. Dicevamo, sempre al padiglione 8, quindi stesso padiglione anche dell'Uruguay, c'è il Pala Ascom con tantissime novità, vero, per questo 2011. Certo, saremo presenti con tutti i nostri gruppi sindacali, Mm. quindi dai panificatori ai casolini, ai macellai e poi ai tessili, agli agenti di commercio, Mhm. al turismo, tutti i nostri gruppi Tutti, saranno sembra presenti. quasi di assistere, Franco, a delle corporazioni, no, che sono sopravvissute un po' quasi dal Medioevo. Sì, Mi viene da pensare a le questo, le associazioni associazioni dei mestieri. sono una lobby, nel Mhm. senso buono Certo, del del termine. termine, che portano avanti le proprie interessi, I propri diritti, le proprie ragioni e tutto quello certo. che ne consegue, no? Quindi tante manifestazioni legate a tante attività professionali e commerciali, no? Vedo qui un bel calendario, per esempio, no? Per citare le prime manifestazioni. Allora, sabato 14 maggio si apre appunto la C'è campionaria. l'inaugurazione proprio al Esatto, padiglione alle 8. 11:30 fino alle 12:30 inaugurazione della campionaria con la presentazione ufficiale del Pan de Padova con degustazione. Cos'è questo Pan de Padova? Praticamente i nostri panificatori Mm, hanno brevettato questo, questo impasto che hanno mm, chiamato pan di Padova, mm. che risale alla tradizione dei tempi di come veniva fatto il pane e quindi con Quindi un un recupero. suo gusto particolare, con delle farine locali Mm. macinate in un certo modo e si rivà alla tradizione dei Ai tempi. sapori antichi, no, di una Certo, volta. Ecco, è molto importante per l'Ascom il recupero, il mantenimento delle tradizioni, ovviamente, del territorio, del passato, della cultura e oltre locale. questo, come gruppo panificatori, l'ASCO ha una scuola di panificazione Ah, a Padova sempre. a Padova, Mm, a Ca' Edimar, mm, che oltre a fare formazione per i vari già panificatori, mm. fa questa scuola anche per i ragazzi che sono recuperati dalle famiglie più disagiate Svantaggiate, e quindi gli viene disagiate. insegnato un mestiere e saranno in fiera campionaria perché in fiera campionaria si fa il pane lì al momento. Ah, ecco, questo Sì, è sì, sì. un dato interessante, cioè si può proprio assistere a come viene Tutta il- sfornato, preparato tutto il il ciclo, pane e poi lo si può dall'impasto, mangiare. certo, Questo è viene, ancora più interessante, certo, vero fresco Fra? e caldo. Che meraviglia, sai, io ho sempre un po' di fame, ho sempre i miei cali di zuccheri. Vedo qui infatti che ci sarà anche il piatto dello chef, mezze maniche tricolori a cura della scuola Caedimar che ha Che è appena nominato. Quindi che oltre sì. alla scuola di panificazione viene formato anche per cuochi. Cucina generale, eccetera, come diventare chef. Bene, sono iniziative interessanti a cui si accompagna, vedo qui poi nel pomeriggio lo spettacolo Con che vos, il fado, poesia in musica e musica in poesia. Questa è una cosa Perché al particolare. Palascom Mm? abbiamo ospiti dell'Ascom, appunto, un gruppo di espositori portoghesi Ah, che quindi non solo Uruguay, ma anche il Portogallo il ospite. nostro è un padiglione multietnico. Beh, bellissimo come messaggio e anche come novità culturale, perché davvero tante contaminazioni di tanti paesi. È bello il sodalizio, no? Tra la cultura locale, quindi il pan de Padova, poi vedo qui che c'è anche la vecchia bottega de una volta, degustazione di prodotti tipici e poi si va anche all'estero a paesi stranieri. Praticamente il nostro gruppo che- dei casolini, degli alimentaristi, Mm?
e ricostruiscono la bottega di una volta con il carretto, le Che bilance vecchie, meraviglia! la Ma proprio fette. dal Medioevo, un po' ricostruzioni medievali oppure del primi No, del no, Novecento? Novecento. Sempre primi del Novecento, così, però i sapori antichi, come Sì. dicevamo prima, no? Ecco, intanto direi di far scorrere anche delle immagini che abbiamo recuperato, così anche di precedenti edizioni della Fiera Campionaria, che è una delle più importanti, forse la più importante in tutta Italia, questo è Certo. giusto ricordarlo, vero Franco? Ma lei appartiene a qualche categoria professionale particolare o è vicepresidente? Sono vicepresidente ASCOM, ma sono presidente del settore tessile, Ah, ecco, quindi no, Federmoda. pensavo fosse Casolino. No. Ecco, Osteria, no, perché ho capito che era tipo Casolino, Osteria Veneta, vedo qui vecchie immagini che sanno sempre appunto di tradizione, di degustazioni, beati loro, guarda lì che bei tendoni pieni di gente, piena di colori. E allora, vogliamo anche ricordare a proposito di tradizioni, da quanto l'Ascom è attivo sul territorio? Parliamo davvero di molti anni, avete di recente festeggiato i Lo 65. scorso anno in Lo scorso Campionaria abbiamo anno, festeggiato i 65 anni dell'ASCOM, però, una dell'associazione. bella associazione longeva, vecchietta, in ottima forma, vero? 65 anni. Dal 1945, vero, ha preso vita, Un quindi gruppo di, seconda guerra mondiale proprio. un gruppo di commercianti appunto padovani Mm. si riunirono assieme e dettero vita a questa associazione che oggi conta 10.000 associati Però, davvero una cittadella, proprio un presidio di commercianti, su di tutta la pubblici provincia di esercizi. Padova. Certo, comunque è una realtà molto molto grande. Vedo qui a Padova nasce ufficialmente l'Associazione dei Commercianti il 9 novembre 1945 nello studio del notaio dottor Giuseppe Salce. Si riunisce questo gruppo di operatori commerciali tra i quali figurano nomi che getteranno le basi del nuovo terziario padovano richiamandosi ad una gloriosa tradizione, ad un'antica vocazione mercantile. Amo citarli perché E mi alcuni sono piacciono i ancora in cenni attività. storici. Ricordiamo Mazzuccato, una delle famiglie appunto di imprenditori più note di Padova, i Gribaldo, Leonardi, Menato, Prosdocimi, tutti cognomi molto noti, Zanibon, Felletti Spadazzi, Contarello, Dalla Barba, Randi, Morassutti, Testi della Testi Giocattoli, davvero tutti imprenditori che hanno fatto la storia del tessuto economico locale. E in occasione appunto dell'anniversario abbiamo premiato con delle targhe questi Mhm. operatori che hanno poi continuato con le generazioni successive e che ancora oggi sono operativi a livello commerciale. Certo, Padova ricordiamo insomma, che è uno dei poli economici più importanti comunque del nord-est e l'Ascom sicuramente è una delle realtà in questo senso che fa anche da cartina tornasole, vero? Un po' come termometro anche Perché dell'attività commerciale. oltre a essere associazione che fa sindacato per la categoria, Mm. all'interno dell'Ascom c'è una società di servizi che praticamente tiene le contabilità a circa 5.000 aziende e quindi ha un termometro quotidiano di com'è l'andamento economico sulla nostra E città. com'è appunto, Franco, l'andamento economico attualmente, anche considerato che c'è stato sicuramente un passaggio, no, a fronte della crisi tra i recenti anni e quella che è l'economia oggi? Sì, a fronte di questa, perché questa crisi che ancora è in atto è Certo, una crisi globale, non è una crisi cioè ne settoriale di hanno una. sentito molto i pubblici esercizi, i commercianti, E ne purtroppo hanno forse sì. risentito e continuano a Non risentirne. si è ancora usciti ovviamente dalla Per crisi. fortuna, però, Padova, essendo una città che è basata appunto sul terziario, Mhm. quindi abbiamo molte persone che sono impiegate all'università, negli ospedali Mhm. o aziende piccole, non c'è una grande industria che catalizza l'economia Mhm. della città e quindi è dipendente da quello, ma tutta questa serie di occupazioni anche nel terziario permettono un andamento più che ne risente meno della crisi, Certo, è andata meglio a noi, diciamo al nostro tessuto certo, economico che ad altre realtà magari più dove, grandi, che però che sono hanno subito basati su
o il manufatturiero sulla meccanica, e certo. quando va in crisi il settore va in crisi tutta la città. Invece Padova, essendo una città di terziario, Terziario e poi PMI, tutte piccole e medie imprese che magari sono riuscite ad arginare un e po' anche molto meglio, innovative, certo, quindi più elastiche. quello che ne risente meno della crisi economica sono i prodotti innovativi, quindi computer, telefoni, questa roba qua. Certo, vero, questo è un dato sicuramente reale. Leggo qui con la crescita associazionistica e un razionale decentramento organizzativo sono aumentati, al di là dei compiti istituzionali originari, gli impegni anche in direzione di altri settori e realtà, sempre riferito all'ASCOM, e così il turismo e i servizi si sono aggiunti anche nella denominazione associativa al commercio, creando di fatto un organismo operativo che ha pochi eguali e che configura la forza rimarchevole di una categoria che nel corso di 65 anni, giusto? 60 anni, 65 anni. 65, quindi l'ho aggiornato, ha assunto il ruolo di protagonista della quotidiana vicenda di ogni centro padovano. Quindi davvero mi faceva piacere ricordare un po' la storia, no, di questa associazione che è l'ASCOM, ma ora torniamo un po' alle novità della campionaria 2011. Ci sono anche due curiosità, due chicche, no, come amiamo dire noi giornalisti, ovvero la ricostruzione in scala della Cappella degli Scrovegni dopo il successo della ricostruzione in scala del Pedrocchi. Ecco, quest'anno la novità è che ci sarà appunto nel padiglione 8 del Palasco anche Mhm. montata la Cappella degli Scrovegni, che è questo manufatto che ha girato tutto il mondo facendo conoscere Padova a tantissime altre realtà, e che adesso è rientrato a Padova e Mhm. sarà montato appunto nel padiglione 8 e sarà a disposizione di chi lo vuole visitare, anzi addirittura Mhm. metteremo a disposizione una serie di nostre guide che illustreranno in maniera anche Certo, particolare. guide proprio turistiche in miniatura, perché insomma è No, comunque un viaggio turistico in le miniatura. guide sono Le guide reali, non sono in miniatura, sono esattamente, reali. però il viaggio è un po' in miniatura, no? Come si fa, quasi, mi ricordo quando andavo alla Mini Italia di Bergamo, che ci sono queste ricostruzioni in scala, no? La Affascinano. cappella degli Scrovegni è quasi in scala, Quindi È pensa grande che... come Ah, manufatto, non è una cosa ah no, piccolina. pensavo fosse una cosa più No, no. piccola. Ah no, Anche il mi sono Pedrocchi incuriosita ancora di più è quasi in adesso. scala 1 a 1. Ecco, bisogna andare assolutamente a vederle queste Sì, cose, perché uno magari a sentirle raccontare si immagina appunto sì. il modellino più piccolo. Pensi che il Pedrocchi viene montato 3 volte l'anno. Viene montato a Berlino al Salone del Mhm, Fruit, mhm. a Torino al Salone del Libro e a Rimini al meeting di Comunione e Quindi è un Liberazione. pedrocchi itinerante. Sì, Ma con che materiale viene costruito? Cioè, di legno tutto in legno. e poi pitturato, è tutto Bellissimo, come... sono veramente incuriosita e quindi sarà appunto una delle attrazioni, no, del vostro padiglione. Certo, Sicuramente certo. vi aspettate questo. Franco, ma lei non è delle nostre parti, giusto? Sono di origine fiorentina. Ecco, prima ho sentito ancora più che nell'intervista, l'ho sentito prima, adesso ha più una voce Ormai sono quasi veneta, 20 dice, anni che sono 20 anni, però ho sentito una piccola inflessione sì. molto bella, appunto, fiorentina. E come mai è approdato in terra veneta? Mia moglie è padovana. Ho svelato il lato rosa dell'intervista. Quindi per amore è arrivato dalle nostre parti e ha continuato a occuparsi di settore tessile, cosa che Sì, faceva noi ci anche prima. occupavamo già a Firenze, avevamo un'attività con mia moglie sempre in settore tessile. Quando ci siamo trasferiti a Padova abbiamo continuato, Bene, anzi ampliato ancora. ha ampliato e poi si è appassionato anche di vicende un po' più istituzionali fino a ricoprire la carica di vicepresidente Sì, ASCOM, che è comunque abbastanza impegnativa come carica. abbastanza, sì. Abbastanza eufemismo, vero Franco? Sto guardando qui un po' di dati che è giusto ricordare del successo della campionaria 2011. Lei a quante campionari ha partecipato? Io sarò già a 10-11, Ah, però, quindi ha visto anche i mutamenti l'evoluzione. relativamente a questa bella manifestazione, no? Come sta andando adesso la campionaria rispetto al passato? Beh, c'è stato un passaggio fondamentale 4 anni fa, 5 Mm? anni fa,
quando l'ingresso alla campionaria è diventato gratuito E e questo ha creato un quindi boom anche di un'esplosione di ingressi. partecipazione e adesso si arriva quasi a 300.000 presenze nella E settimana. infatti voglio citare qualche dato veramente confortante perché si tratta davvero, lo voglio ricordare, di una delle fiere campionarie più importanti d'Italia ma anche d'Europa da quello che so. I dati che già arrivano dalle adesioni degli espositori sono incoraggianti, leggo qui, le iscrizioni sono ormai vicine a quota 1000 e quindi ci sono veramente molte adesioni. Quest'anno la presenza di aziende dall'estero è ancora più marcata e variegata di quella registrata negli anni scorsi. Gli espositori stranieri sono almeno il 20% del totale, fra i paesi rappresentati Danimarca, Svezia, Norvegia, Portogallo, Francia, Spagna, Croazia, Cipro, Argentina e Colombia. Davvero una grandissima affluenza di rappresentanti stranieri. Una risposta forte e qualificata che rappresenta un ottimo presupposto per la riuscita dell'edizione di quest'anno dopo il successo dell'edizione 2010 che ha raccolto, ecco il dato, 300.000 visitatori, confermando lo stato di buona salute di una fiera che, a dispetto dei suoi 92 anni, si conferma più attuale che mai. Però 92 anni di Fiera fiera è campionaria, una delle più longeve da questo punto di vista. Ha coperto quasi tutto il secolo. certo. E, anche se a livello nazionale questa tipologia di fiere stanno un po' soffrendo, in controtendenza Padova invece si è affermata in questo. Certo, migliora sempre di più E i suoi l'ASCO dati. ha contribuito a questo perché ha creduto nella fiera campionaria e quindi 4 anni fa abbiamo fatto questo investimento di partecipazione in maniera massiccia, coinvolgendo i nostri associati a essere presenti in fiera, perché si riteneva e riteniamo ancora che anche il commercio partecipare in una fiera è innovazione, cioè Certo. uscire fuori dai propri locali, andare a cercare il cliente anche fuori dal proprio ambito di lavoro In quotidiano una vetrina poi così, insomma, sia innovazione importante. anche questa. Assolutamente, nello stesso tempo però mantenete un grande spirito di corpo, no? Come si dice, c'è questo senso di identità, comunque dell'appartenenza ad essere commercianti e poi c'è questa voglia di visibilità, di partecipazione a fiere importanti come la campionaria, molto vivacità, insomma. Sì, noi teniamo molto a cuore la nostra città e quindi siamo vicini a quelle che sono le organizzazioni della fiera e quindi siamo presenti anche a Cassa su Misura e anche a Tutti in Fiera, un'altra manifestazione importante. E perché riteniamo che la fiera sia anche un volano di commercio e di Certo, economia della città e quindi assolutamente. A abbiamo proposito, sponsorizzato in mm, maniera forte la nascita e cioè la progettazione del centro congressi in fiera mm. perché riteniamo sia la collocazione giusta per la città. Assolutamente, infatti vedo qui come dato interessante che ci sono diversi convegni, vero? Si terranno diversi convegni con importanti ospiti del mondo dell'economia e dell'imprenditoria per parlare della città e del suo futuro. Quindi anche l'Ascom può essere motore, promotore in questo. La domenica mattina ci sarà un convegno Mm, e sulla Padova che vogliamo e sarà presente appunto il sindaco mm. Flavio Zanonato, Zanonato, la presidente della provincia Barbara Degani, Degani. Marino Zorzato, vicepresidente della regione, Mm, il magnifico rettore, mhm. il presidente di Interporto Giordani e dibatteremo su Sulla quello. Padova che volete, Ecco, sì. vero? Quindi un Un bel convegno. pungolo, sicuramente emergeranno cose interessanti da questo dibattito, perché di cose da dire su quello che si vuole per Padova sono sicuramente tante. Vedo qui come nota di chiusura in bellezza che ci sarà anche la tradizionale selezione di Miss Italia in programma venerdì 20 maggio, che per la cronaca lo scorso anno laureò Nicole Magro, poi giunta seconda al concorso nazionale. Miss Ascom è arrivata seconda Miss Italia. Ah, però, vedi, allora l'Ascom porta fortuna anche su Certo, questo fronte, dicevo, appunto per chiudere in bellezza. Ogni giorno ricordo che ci saranno poi
proposti intrattenimenti musicali e incontri a tema per la regia delle diverse categorie presenti. E la serata che c'è Miss Italia, Mhm. a finire della serata, nel quartiere fieristico della fiera, Mhm. sopra il Palazzo delle Nazioni, Mhm. faremo lo spettacolo pirotecnico. Ah, che bello, proprio una chiusura in grande stile con tutti i fuochi d'artificio che io adoro. Certo, Bene, allora questo venerdì 20 maggio dopo dopo Miss l'elezione, Italia. vero, di Miss Italia. Bene, io la ringrazio Franco per averci descritto tutte queste Prego. importanti novità al Palascom, lo ricordo, al padiglione 8, la campionaria 2011 a Padova E Fiere. aspettiamo tutti i telespettatori in fiera. Assolutamente, così ci sarà anche la chicca, vengo a vedermela anch'io perché non riesco a immaginarmi questa bellissima ricostruzione in scala della Cappella degli Scrovegni come è stata fatta l'anno scorso quella del Pedrocchi, vero? Certo. Quest'anno c'è solo quella degli No, no, Scrovegni. Tutte e entrambi, due, è entrambi, enorme, quindi guarda, vengo proprio a vederla perché sono curiosa di vedere entrambi. queste due curiosità. Allora, la ringrazio di essere stato con noi, amici, salutiamo e ringraziamo Franco Pasqualetti, vicepresidente Ascom Padova. Io auguro a voi un fantastico weekend all'insegna del sole e della spensieratezza. Vi aspetto sempre lunedì prossimo qui nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Ciao a tutti, buon weekend e a lunedì. We get it almost every night when there are